28enne di Vigonza perde la vita schiantandosi con la moto contro un'auto a Mirano. Sul posto al momento dell'incidente anche il sindaco. Il suo telefono suonava quando già non c'era più. Sventata una rissa nel quartiere Guizza a Padova da parte degli agenti della questura, fermato un 25enne con un arsenale di armi in auto. L'omicidio di un 55enne tunisino a San Bonifacio, il ferimento di un 63enne di Soave, opera di un cugino di quest'ultimo. Gli inquirenti indagano sui rapporti tra i tre, una questione di soldi, il probabile movente. Ha serie ustioni sul volto e sulle braccia l'artigiano investito da una fiammata mentre stava lavorando su un quadro elettrico. L'incidente a Casale sul Sile. Assalto nella notte all'ufficio postale di Riese Pio X. I malviventi hanno fatto saltare con l'esplosivo lo sportello automatico, bottino da 25.000 euro. Verona blindata per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ci sarà la Premier Meloni, attese delegazioni estere, esclusa la partecipazione del presidente americano Trump. I veronesi, felici per il ruolo della città in queste Olimpiadi, si preparano a vivere l'evento conclusivo dei giochi invernali. In piazza Bra e all'Arena è tutto pronto, commercianti soddisfatti. Stasera alle 21 in diretta su Antenna 3 la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldin racconta i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh, aperta fino al 10 maggio a Treviso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano con l'incidente mortale di Mirano, costato la vita a un 28enne motociclista di Vigonza. Sul posto al momento dello scontro anche il sindaco di Mirano Tiziano Baggio. Il suo telefono suonava quando già non c'era più. La sua testimonianza ai nostri microfoni e lo stesso primo cittadino annuncia nuovi lavori per disincentivare la velocità in quel tratto di strada. La scena era straziante perché la persona era morta, non c'era più, e la moto era accartocciata su se stessa. L'auto che ha subito l'impatto aveva entrambe le porte, sia quella davanti che quella dietro, sfondate in modo importante. Squillava a vuoto il telefono sull'asfalto di via Cavin di Sala a Mirano. Gianluca Callegaro, 28 anni, non c'era già più. Ha perso la vita sul colpo al momento del violento impatto con l'auto guidata da un 68enne della zona. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane stava percorrendo il tratto di strada verso Mirano. L'auto davanti a lui ha cominciato a rallentare per far passare la Citroen Picasso che stava uscendo da via Galilei per immettersi in via Cavin di Sala. È in quel momento che la Honda guidata dal 28enne ha superato l'auto che lo precedeva schiantandosi contro la Citroen. Un impatto violentissimo sentito fino a centinaia di metri di distanza. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per Gianluca non c'è stato nulla da fare. Mentre il 68enne a bordo della Citroen è stato prima estratto dalle lamiere dell'auto dei vigili del fuoco, poi stabilizzato sul posto e portato in ospedale. Non sarebbe ora in pericolo di vita. Gianluca, originario di Vigonza, abitava a Barbariga. Lascia madre, padre e il fratello. Sono 3 le persone che in un anno e mezzo hanno perso la vita in quel tratto di strada. L'amministrazione, intanto, fa sapere che è prevista per le prossime settimane l'installazione di birilli fissi e corsie di decelerazione in una strada dove tutti corrono troppo veloci. Insieme alla città metropolitana abbiamo previsto degli interventi proprio su quell'area di mitigazione, di miglioramento della segnaletica, di sistemi che scoraggiano sia la velocità ma anche i sorpassi. A Padova sventata una rissa nel quartiere della Guizza con un 25enne che è stato fermato in auto, aveva un vero e proprio arsenale. 2 gruppi pronti allo scontro, le armi in auto e la paura dei residenti. È lo scenario di fronte al quale si sono trovati gli agenti della questura di Padova, arrivati nel quartiere Guizza, dove sono riusciti a sedare una rissa che poteva finire in tragedia. L'allarme è scattato intorno alle 23 dopo diverse segnalazioni al 113 per un confronto tra più persone nel parcheggio di un supermercato di via dell'Orna. All'arrivo delle volanti i veicoli si erano già allontanati, ma una pattuglia ha intercettato poco dopo un'auto in fuga. 2 occupanti sono riusciti a dileguarsi, mentre un terzo è stato fermato.
bloccato uno dei tre e la sorpresa è stata proprio l'armamentario all'interno dell'auto, dove sono stati già trovati uno sotto il sedile, quindi per essere immediatamente utilizzati, uno sul lato del conducente, due grossi maceti, uno c'ha una lama di 47 cm seghettata, un secondo macete, tre bombole di spray, quello appunto urticante, uno storditore elettrico, un martello con punta tonda, cioè vere e proprie armi che laddove fossero state utilizzate in questa occasione ovviamente avrebbero potuto cagionare conseguenze gravissime per l'incolumità anche degli stessi contendenti. Il 25enne fermato di origine tunisina è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono ora sulle tracce dei fuggitivi. Stiamo cercando di ricostruire i componenti dei due gruppi, un elemento questo appunto fondamentale, e ci tengo a sottolineare proprio anche, ripeto, la cosiddetta sicurezza partecipata dei cittadini, che subito hanno segnalato, hanno compreso che poteva di lì a poco succedere qualcosa di molto grave, e la risposta tempestiva dei dispositivi della sala operativa delle volanti, che sono intervenute nell'immediatezza sventando, è il caso proprio di dirlo, altrimenti una rissa che potrebbe aver avuto conseguenze gravi. L'omicidio di un 55enne tunisino a San Bonifacio nel Veronese, il ferimento di una 63enne di Soave a opera di un cugino di quest'ultimo. Gli inquirenti indagano sui rapporti tra i tre uomini, tutti incensurati. Dietro al delitto potrebbero esserci questioni di soldi. Per delineare il possibile movente si scava nei rapporti personali tra i tre tunisini protagonisti della mattinata di ordinaria follia vissuta a San Bonifacio, con un 54enne finito in carcere con la doppia accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. Due cugini tra loro, l'arrestato e il 63enne aggredito poco lontano dalla caserma dei Carabinieri, colpito violentemente alla gamba e allo sterno e finito in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Entrambi conoscevano il terzo tunisino, il 55enne, che quando questa aggressione è avvenuta era già morto. Un'azione di inaudita violenza, la definiscono gli investigatori, quella messa in atto poco prima delle 7 del mattino in via Fogazzaro, e lo conferma il video delle manovre compiute dall'Audi che si scaglia contro l'uomo mentre si allontana a piedi, passando più volte sopra il corpo inerme. I carabinieri del comando provinciale di Verona sono propensi a pensare che omicidio e tentato omicidio siano legati a questioni personali tra i tre, probabilmente questioni di soldi. Tre incensurati, sconosciuti alla giustizia, solo l'omicida, un precedente, una rissa risalente al 2010. L'interrogatorio di garanzia sarà svolto con tutta probabilità lunedì. Di fronte al giudice il 54enne potrebbe decidere di spiegare cosa l'abbia mosso a compiere un delitto feroce e a tentare di portarne a termine un secondo, oppure potrebbe scegliere di rimanere in silenzio, lasciando che siano gli inquirenti, carabinieri e procura della Repubblica di Verona a ricostruire il movente della sua furia omicida. A serie, ustioni al volto e alle braccia, l'artigiano 57enne trevigiano investito da una fiammata mentre stava lavorando su un quadro elettrico. L'incidente questa mattina in un'azienda di Casale sul Sile. L'allarme alla IMPA, storica fabbrica di lavorazioni plastiche in via Torre a Casale sul Sile, è scattato poco prima delle 10 del mattino in quello che doveva essere un normale sabato di manutenzione in azienda. Stava infatti pulendo un quadro elettrico l'artigiano 57enne, titolare di una ditta esterna, rimasto investito da una fiammata dopo l'esplosione parziale di parte del pannello di distribuzione, da cui si è sviluppato anche un principio di incendio. Attimi concitati con il collega che si trovava poco distante, che ha immediatamente allertato il 118. Medico e infermieri del SUEM, una volta sul posto, dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, ne hanno disposto il trasporto in elicottero al centro grandi ustionati di Padova. Serie le bruciature al volto e alle braccia. Allo stesso tempo in via Torre sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, i carabinieri e i tecnici dello Spisal per la verifica di procedure e singole responsabilità, trattandosi di lavori affidati a un terzo. L'artigiano 57enne pare stesse usando per operazioni di pulizia sul quadro elettrico un pennello, ma tutto va appurato. L'uomo, descritto come un tecnico di lunghissima esperienza, è della zona della vicina frazione di Lughignano.
Da parte di tutta quanta la comunità di Casale sul Sile esprimiamo la nostra solidarietà a questa persona e a tutta la famiglia per quello che è accaduto e speriamo che non ci siano conseguenze gravi. Noi comunque siamo vicini e pronti a fare quanto ci compete per aiutarli. Dal sindacato si fa sentire la UIL per bocca del segretario Roberto Toigo, e questo in un Veneto che resta maglia nera. Solo nel 2025 sono stati 60.000 gli infortuni, 164 al giorno, 7 all'ora. Il nostro sistema produttivo ha qualcosa che non funziona, dice Toigo, che invoca proprio sul fronte della sicurezza un cambio di passo. Assalto nella notte all'ufficio postale di Riese Piodecimo. Restiamo nella Marca Trevigiana. I malviventi hanno fatto saltare con l'esplosivo lo sportello automatico, bottino da 25.000 euro. I danni sono ingentissimi, lo scoppio fortissimo ha letteralmente sventrato l'ufficio, come ci racconta Marta Marangon con le immagini di Alberto Pivetta. Ho sentito proprio una bomba, c'era proprio un'esplosione fortissima e dopo siamo usciti, erano già andati via, abbiamo chiamato i carabinieri e sono arrivati. Sono passate da pochi minuti le 2 di notte quando un boato rompe il silenzio di via Giorgione in pieno centro a Riese Piodecimo. Alcuni banditi, 3 o 4 persone con il volto travisato, hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale. Una deflagrazione fortissima che ha scagliato la cassa all'interno delle poste, devastato l'ufficio retrostante, quello del direttore, crollato il soffitto e i divisori in cartongesso, arredi distrutti, pezzi di ferro e plastica sono stati scagliati anche all'esterno a diversi metri di distanza, danneggiando anche almeno un'auto in sosta nel parcheggio davanti alla posta. Ho avuto una telefonata, erano circa le 3 di notte, dove mi hanno avvisato appunto i carabinieri che c'era stata un'esplosione qui all'ufficio. Sono arrivato qui e successo quello che è successo. Sicuramente si tratta di una banda di professionisti che hanno agito in modo fulmineo, facendo esplodere lo sportello senza danneggiare le banconote all'interno, circa 25.000 euro. Arraffato il bottino, i malviventi sono scappati. Alcuni testimoni hanno visto un Audi di colore scuro allontanarsi a tutta velocità in direzione di Vallà, ma in una via laterale è stata notata anche un'altra vettura ferma con i fari accesi, forse la seconda auto usata dai banditi per coprirsi la fuga. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Riese e Castelfranco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed una squadra di artificieri per verificare che non vi fosse ancora qualcosa di inesploso. Una volta messo in sicurezza l'edificio, a tarda mattina è stato possibile per gli addetti incaricati dalle poste entrare nell'ufficio e procedere a chiudere con lastre di metallo i buchi lasciati dall'esplosione. Ancora non si sa quando l'ufficio postale potrà riaprire al pubblico. Come tempi di riapertura dell'ufficio e quant'altro, adesso non sono in grado di dirlo, ma l'importante è mettere in sicurezza l'ufficio, sia per la sicurezza nostra dei lavoratori che per gli utenti. Non è la prima volta che questo postomat viene fatto saltare, era successo anche il 7 giugno del 2020, allora però i ladri scapparono a mani vuote. Paura e incredulità tra i residenti svegliati nel cuore della notte dal botto. Questa è la seconda volta durante i 4 anni o 5 anni, la seconda volta. E serve di fare fotocamere, di fare tutto per sappiamo che passa, che gli stranieri che sono lontani dal paese non vengono qua passare per niente o fanno un casino. Comunque incredibile vedere queste cose. Ladri come prestigiatori in azione in una boutique a Conegliano sono stati ripresi anche dalle telecamere della videosorveglianza interna. È stato un attimo, in 4 minuti, 8.350 euro, una cosa pazzesca. È un furto che ha dell'incredibile, quello messo a segno alla boutique Porta Leone in salita Marconi a Conegliano. È martedì grasso e mentre in centro c'è la sfilata dei carri, nel lussuoso negozio entrano 2 uomini sulla sessantina, ben vestiti, modi garbati e signorili. Li si vede benissimo nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla boutique. Dicono di essere turisti tedeschi in visita alle colline del Prosecco
amico e mentre uno chiede informazioni al titolare su un paio di scarpe, l'altro finge di guardare degli abiti. Il racconto del titolare. Praticamente io ero dietro al bancone a seguire un signore, mentre l'altro da qui asportava in maniera veramente incredibile, sembrava quasi un trucco di magia, un abito di Brunello Cucinelli da 6.190 euro e invece dall'altra rella da questa parte un giubbino di Ileventi da 2.050 euro. 8.240 euro in pochi attimi. Con una tecnica quasi da prestigiatore, il ladro è riuscito a rubare i capi nascondendoli sotto la giacca che teneva appoggiata alla spalla. Anche guardando le telecamere davvero non ci si rende conto di come faccia, perché con solamente una mano riesce a piegare un abito intero, renderlo praticamente un pacchettino e in questo poi prenderlo e nasconderlo sotto la giacca che aveva sulla spalla. Fa finta poi di avvicinarsi al tavolo, consigliare all'amico addirittura di fare l'acquisto per poi uscire con la scusa di una telefonata fuori dal negozio. Fuori probabilmente c'era il terzo complice che ha preso il capo, poi il ladro è rientrato e come se nulla fosse ha fatto sparire pure il costoso giubbotto. Solo il giorno successivo il titolare si accorge del furto ed individua gli autori guardando le immagini delle telecamere, dalle quali peraltro i ladri erano ben consapevoli di essere ripresi. Riguardando le riprese, la prima cosa che ha fatto l'uomo che effettivamente ha operato il furto direttamente è stato guardare le telecamere, che sono ben evidenti, ben in vista in uno spazio anche ridotto, e nonostante questo lui ha agito indisturbato. Non riesco a capire se adesso in questo momento siano già volati dall'altra parte del mondo e quindi se ne freghino beatamente, oppure proprio questo menefreghismo. Sull'episodio indagano i carabinieri, ai quali è stata presentata la denuncia di furto. Olimpiadi di Milano Cortina 2026 verso la conclusione. Domani sera la cerimonia finale all'Arena di Verona. Ci sarà la Premier Giorgia Meloni, attese delegazioni di capi di Stato esteri, esclusa invece la partecipazione del presidente americano Donald Trump. La prima cosa che mi viene da dire ai veronesi è: siamone orgogliosi, mai prima d'ora un evento di questa portata, e probabilmente mancherà del tempo per vederne un altro. Gli occhi del mondo su Verona, la bella Verona come la definì William Shakespeare, città protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, una città già blindata da giorni che si prepara ad accogliere i capi di Stato di alcune delegazioni estere, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dal Presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, e dal Ministro Matteo Salvini. Sembra definitivamente sfumata la possibilità della presenza del presidente americano Donald Trump. Su Trump non abbiamo nessun tipo di indicazione al momento, mentre Giorgia Meloni dovrebbe essere confermata. È chiaro che però personaggi di questo calibro potrebbero anche fare dei cambiamenti dell'ultima ora, ma al momento queste sono le indicazioni. Sembra che non ci sia Macron, si parlava del ministro Lecornu, anche su quel nome c'è qualche incertezza, penso che lo vedremo veramente all'ultimo, però la città è pronta in ogni caso per i protocolli riferibili alla levatura delle personalità che saranno presenti. Confermata anche l'assenza del presidente francese Emmanuel Macron. Al suo posto, per il passaggio di consegne per le prossime Olimpiadi, il primo ministro Lecornu. Dispositivo di sicurezza pronto con oltre 1.000 agenti, cecchini, polizia scientifica, squadre antidrone e anti-hacker. La sala interforze della questura di Verona sarà operativa 24 ore su 24 con gli agenti che attraverso le telecamere cittadine controlleranno tutta l'area attorno al listone e Piazza Bra. In arrivo 650 agenti da tutte le questure venete per garantire la sicurezza nello svolgimento della cerimonia di chiusura e della contromanifestazione prevista a partire dalle 15 del pomeriggio con il corteo che partirà da Porta Palio fino al limite della zona interdetta. Il tema delle manifestazioni sono state abbastanza decentrate rispetto a quello che sono i percorsi che faranno sia gli atleti e le atlete, sia i dignitari, sia il pubblico che affluirà invece in arena. Una macchina organizzativa che si prepara anche per l'altro grande evento previsto a Verona, che ospiterà il 6 marzo la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cresce dunque l'attesa in una Verona blindata, ma c'è già da registrare una soddisfazione tra i commercianti. Un'ultima foto con Piazza Bra, colorata con i manifesti di Milano Cortina, un'occhiata furtiva al di là delle transenne, veronesi e turisti che sperano di vedere qualche VIP o qualche immagine in anteprima alla vigilia della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina.
Tutto è pronto con un'arena blindata che si prepara ad essere protagonista dello show di chiusura dei giochi invernali, con lo spettacolo Beauty in Action con tanti VIP come Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabri Ponte, Benedetta Porcaroli e tanti capi di Stato e delegazioni estere. Per Verona giornate emozionanti e con il pienone di turisti e ovviamente di tutta la macchina organizzativa. Per i commercianti veronesi settimane davvero positive. Questa è una cosa straordinaria, ci ha portato tanto entusiasmo, comunque c'è stata tanta voglia di addobbare le vetrine da parte dei commercianti, perché comunque siamo tutti quanti consapevoli che è una cosa che su larga scala e duratura nel tempo porterà tantissimi benefici e porterà appunto conoscenza di Verona anche a chi ancora purtroppo non la conosce. Commercianti preparati anche per la manifestazione contro le Olimpiadi che è stata annunciata e che attraverserà una parte della città fino al limite della zona gialla attorno all'arena. Per chi invece vuole seguire la cerimonia di chiusura, Casa Verona, spazio del comune nella palazzina 20 dell'Arsenale, resterà aperta tutto il giorno. Deborah Compagnoni che è passata di qua appunto per un suo intervento e sono tutte testimonianze che hanno avvicinato sempre di più le persone. Abbiamo anche un regalo della Brignone che ci ha omaggiato della sua tigre autografata. Tra cimeli e tifo, Casa Verona è un luogo che in queste settimane è diventato punto di ritrovo per chi voleva godersi le Olimpiadi. Mi sono appassionato del pattinaggio artistico. Qual è lo sport che vi ha appassionato di più? Discesa libera della Brignone è stato quello che mi ha appassionato di più. Principalmente sci da discesa. Mi sono piaciuti molto hockey e ghiaccio e sci alpino. Siamo molto contenti, da veronesi nati e cresciuti, siamo molto contenti che è arrivato lo sport, un po' di gente, anche un po' di soldi, molto bene, molto bene. La campagna elettorale a Venezia con la mossa del candidato sindaco del centro-sinistra Martella, appena eletto chiederò al governo 3 cose precise per Venezia a partire dallo statuto speciale. Così dunque Andrea Martella. Chiederò che venga convocato al più presto il comitatone che non viene convocato da anni e questo servirà per fare un punto su tutte le opere di salvaguardia, al di là del Mose che è una risposta ma che non può essere la sola. Chiederò che venga finanziata la legge speciale come ha chiesto il Consiglio Comunale nel corso di questi anni con esiti che non ci sono stati e chiederò di avviare al più presto l'iter per l'istituzione dello statuto speciale per Venezia, così come è avvenuto con la legge presentata per fare Roma capitale. Sono queste le 3 richieste che Andrea Martella farebbe al governo qualora diventasse sindaco di Venezia. Per il candidato di centrosinistra, oltre al rifinanziamento della legge speciale, è essenziale che la città abbia lo statuto speciale, vista la sua delicatezza e specificità. Significa che Venezia potrà avere un'autonomia reale e una potestà legislativa su alcune materie fondamentali, penso alla casa e all'edilizia pubblica, al turismo, alle attività culturali, ai servizi sociali, insomma una riforma davvero in chiave federalista che potrebbe essere davvero più vicina a quelli che sono i problemi dei cittadini. Non solo, anche un'autonomia finanziaria con la possibilità di trattenere nel territorio parte delle risorse che vengono generate e quindi dando più possibilità finanziarie, più capacità di fare delle politiche attente ai bisogni dei cittadini. La proposta si fonda sul percorso sfociato nel disegno di legge costituzionale già depositato da Martella al Senato, che modifica l'articolo 114 della Costituzione, conferendo a Venezia appunto uno status autonomo sul modello di Roma Capitale. Venezia è una città unica, è una città speciale e quindi si capisce perché deve essere tutelata anche dallo Stato e deve essere prevista in Costituzione proprio per questa sua unicità e quindi io propongo di modificare l'articolo 114 della Costituzione prevedendo anche l'inserimento di Venezia insieme alle regioni, ai comuni, le città metropolitane, anche la città di Venezia.
La cronaca sindacale con l'avvertenza idro, andiamo a Feltre. Alla fine di una lunga giornata è stato trovato l'accordo per il futuro produttivo dello stabilimento feltrino. L'azienda si è formalmente impegnata a pagare dal primo giorno di cassa integrazione, cioè dal 10 febbraio, l'integrazione al reddito, a garantire i ratei delle ferie, dei permessi e di 13ª e 14ª. Il fermo della produzione potrebbe protrarsi per oltre 3 mesi per consentire i lavori di ripristino dei danni causati dagli incendi che si sono registrati nelle scorse settimane, mentre gli spostamenti delle matrici saranno concordati e controllati dalle RSU con una data di rientro stabilita a priori. L'accordo approvato dall'Assemblea dei lavoratori avrà una durata di 8 settimane, così dunque alla Idro di Feltre. E veniamo alla nostra programmazione, perché questa sera alle 21 in diretta su Antenna 3 la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldina racconta i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh, aperta fino al 10 maggio a Treviso. Proprio dalle sale che ospitano la prestigiosa esposizione di opere arrivate dal Museo di Toledo in Ohio, il fondatore di Linea d'Ombra, insieme alla nostra Alice Montaniera, accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra i capolavori in mostra. Un momento di approfondimento insieme ai vari ospiti e ai brani musicali composti ed eseguiti al pianoforte dal maestro Remo Anzovino. Appuntamento dunque davvero imperdibile questa sera a partire dalle 21 su Antenna 3. Dal Veneto è davvero tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento.